Signor Ministro, buongiorno. Anche noi la ringraziamo di essere venuta a Genova. Contestualizziamo brevemente le due opere. Noi, anche prima del crollo dei Morandi, ci siamo posti alcuni temi. Genova è una città ristretta da terra e mare, ha bisogno di espandere la sua accessibilità. Una delle due opere è la Pica, di Caforagno, 950 milioni. L'altra opera è l'espansione dei cantieri navali. È un'opera che ci consentirà di dare tanto lavoro a Genova, perché digitalizzazione, automazione sono tante cose belle, ma poi bisogna anche pensare al lavoro. L'espansione dei cantieri a Setteponente ci consentiranno questo. È già aggiudicata per circa 330 milioni di euro solo di lavori, quindi parliamo di importi molto grandi. La visita del Ministro dell'Interno è molto importante, dopo quella del Presidente Draghi, come diceva il Presidente della Regione, perché due opere come queste insieme fanno 1 miliardo e 300 milioni. Il programma che è stato adottato dopo il crollo del ponte cuba circa 2 miliardi e 300 milioni, parliamo di appalti, e quindi è chiaro che il faro del Ministero dell'Interno e delle forze dell'ordine è fondamentale. Gli obiettivi del protocollo, già gli obiettivi chiariscono quali sono i punti da attenzionare. Gli obiettivi sono ovviamente prevenzione mafiosa, anticorruzione, legalità più in generale, sicurezza sul lavoro e trasparenza. Sono 5 obiettivi molto ampi, ma che riguarderanno tutto il ciclo dell'opera e fondamentalmente, come ho detto prima il prefetto, la ricognizione di tutti i soggetti che intervengono nel ciclo del cantiere, le condizioni di lavoro del cantiere con l'opera e ovviamente delicato i flussi finanziari, che sono la terza gamba. Direi che non per tutte le opere si può fare una banca dati informatica così complessa, così rafforzata. La cooperazione che noi abbiamo avuto dal Ministero è stata veramente decisiva. Ho avuto un esperimento col Ponte, ma ne parlerà il Sindaco. Abbiamo anche lo strumento di una cabina di regia presso la Prefettura per affinare e vedere i problemi in corso d'opera, ma mi sembra veramente un'ottima notizia che due opere come queste abbiano questi strumenti di monitoraggio rafforzati. Grazie. Buongiorno a tutti, saluto tutte le autorità presenti, i parlamentari del territorio. Secondo me è una giornata importante anche in considerazione alla vostra presenza di tutti voi a un tavolo come questo di sottoscrizione di un accordo, di un protocollo di legalità che mai come in questo periodo ritengo necessario. Poco fa proprio dicevo che è un protocollo che potrebbe essere anche replicato in altri territori, potrebbe essere un modello da portare anche su altre realtà territoriali. E questo è un anno particolare in quanto abbiamo le risorse del PNRR e le risorse saranno tante, quindi c'è bisogno davvero di un grande controllo che le risorse non vadano a finire nelle mani sbagliate, che la necessità del contrasto di quelle che sono le attività non soltanto della criminalità organizzata, ma anche di quelle che sono attività corruttive che in occasioni come queste si presentano regolarmente. Non ha certamente un compito facile il Presidente dell'autorità portuale e quale soggetto attuatore è difficile, però certamente il fatto che ci sia una cabina di regia in prefettura con tutti gli attori del territorio, io credo che sia fondamentale, perché
Quello che vale in questa attività non è il compito che ognuno di noi ha da svolgere al meglio, ma quello che tutti insieme come squadra, squadra Stato, squadra amministrazioni locali, territoriali, ecco, il senso della squadra fa sì che se un'opera viene portata avanti con celerità, e Genova in quello rappresenta davvero un modello, se ne pensiamo al Ponte Morandi, delle norme che sono state fatte in deroga e che comunque hanno consentito tutti i controlli necessari, perché noi mettemmo delle norme secondo cui se erano delle aziende, delle società, delle white list, si andava avanti, salvo poi fare i controlli. E questo è un metodo della celerità nell'attuazione che abbiamo utilizzato come governo anche durante il periodo di pandemia, quando si è trattato di dare le risorse ai comuni e c'era l'urgenza di provvedere con i decreti di ristoro per darli a coloro che si trovavano effettivamente in difficoltà. Allora abbiamo ritenuto di darli, salvo poi fare controlli successivi, ma i controlli successivi hanno consentito anche di trovare degli episodi di corruzione o di criminalità dietro. Quindi vuol dire che l'attività, la celerità è assolutamente necessaria, ma mai bisogna recedere rispetto a quello che sono i necessari controlli antimafia. Quello che è la procedura utilizzata per entrare nei cantieri, e qua un ruolo molto importante c'era anche l'Ispettorato del Lavoro, perché quelli che sono soprattutto l'ambito dei subappalti, è importantissimo seguire anche la filiera, quella che è un'attività che può fare certamente i gruppi interforze, questo è ovvio, però ecco, la squadra vale in questo perché anche su questi aspetti bisogna lavorare insieme. Quindi io davvero ci tenevo a essere presente qui e vi ringrazio anche della vostra presenza e partecipazione, perché questo vuol dire l'interesse che tutti noi abbiamo per una realtà così importante quale Genova, sede portuale importantissima su cui abbiamo un problema anche dei marittimi, ne abbiamo parlato poco fa, anche con i parlamentari, col Presidente della Regione, perché so che è un problema molto sentito, lo stiamo approfondendo, ma state sicuri che tutto quello che si potrà fare per non creare disparità di trattamento con altre situazioni portuali alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, tutto quello che si potrà fare anche da parte mia verrà fatto e anche nell'immediatezza. Quindi la sicurezza di Genova verrà, e così del territorio metropolitano, verrà garantito durante questo periodo di opere che dovranno andare avanti, le risorse sono tante, anche attraverso un congruo aumento della Polizia di Stato presente sul territorio nell'arco del 2022, tengo a dirlo perché quando dico verranno gli aumenti subito dopo un mese, ma non sono arrivati, nell'arco del 2022, quindi faremo tutto quello che è possibile e vi ringrazio della vostra presenza e grazie a tutte le strutture che hanno operato per portare avanti un testo così importante che certamente verrà replicato anche su altri territori. Grazie a tutti. Siamo genovesi, non possiamo mica pensare. Non è stato esagerato.